Pronti? 1, 2, 3. Sembra buono questo secondo segnale con veloce Fine Trot che va su El Mundo Griff, il quale difende la corda per il momento e sbaglia Numero 1 Fine Eva Trot. Trio, squalificato. E così rimane davanti El Mundo Griff, punta in avanti Eric di Girifalco che ha girato come una trottola. Numero E 4 ora va Fine a Trot, chiedere strada. squalificato. Insiste Numero Eric di 5 Girifalco Eldorado su El Nap, Mundo Griff, squalificato. che peggiora di camminata e sbaglia, e così si trova al comando Eric di Girifalco, seconda posizione per Ghost Gun, Numero la terza 2 il Mundo Griff, per squalificato. Hercules Bar. 38 per i primi 400 metri di corsa, con all'avanguardia proprio Eric di Girifalco che ha preso il comando, girando molto bene e avvantaggiandosi. Seconda posizione per Ghost Gun, la terza per Hercules Bar, la quarta per Eolop, la quinta per Esplosivo GSO. 46,5 i primi 600 metri di corsa, Eric di Girifalco che prosegue in avanti su Ghost Gun, Hercules Bar, Eolo OP ed Esplosivo GSO. Fila indiana dopo un giro sul piede dell'1.17,5, non cambia nulla, nessuno muove all'esterno, lo dovrà fare Hercules Bar per andare su Eric di Girifalco. Il chilometro in 1.18 ed eccola la mossa da parte di Hercules Bar che va accanto a Ghost Gun e cerca di portarsi su Eric di Girifalco. Si prepara Roberto Vecchione che inizia a sollecitare il proprio allievo per reagire alla presenza di Hercules Bar. C'è una frazione veloce sotto alle tribune. 14,5 per Eric di Girifalco che accelera con decisione per tenere a distanza Hercules Bar che piano piano si avvicina a 600 dal palo. Ancora un 14,2, ora si va davvero a tutta con Eric di Girifalco che prova a difendersi da Hercules Bar che continua ad avvicinarsi alla corda Ghost Gun, poi Eolop e quindi Esplosivo GSO. 2 minuti e 9 decimi per i primi 1.600 di gara. Hercules Bar appariglia completamente Eric di Girifalco che prova ancora a difendersi, poi Ghost Gun, Eolop e Esplosivo GSO, la retta d'arrivo con Hercules Bar che attacca Eric di Girifalco che prova una strenua difesa. Sta passando Hercules, Eric vende cara la pella, scatta centropista Ghost Gun, è in vantaggio Hercules Bar, arriva Ghost Gun a tutta che va sul rivale, sul palo, è strettissima con Ghost Gun che copre completamente Hercules Bar. Al terzo Eric di Girifalco, 29,2 dopo un 28,4, 1,15,7 ragguaglio cronometrico. Ghost Gun e Gennaro Amitrano costringono alla foto Hercules Bar che aveva debellato le resistenze di Eric di Girifalco, ma nel finale vede profilarsi al suo esterno la sagoma del figlio di Brillantissim che lo copre completamente. Sul palo ne ha ragione Ghost Gun, Gennaro Amitrano per Manuele Matteini, i colori della scuderia Prosperus. La vittoria dello svedese figlio di Brillantissim che porta a casa un bel successo su Hercules Bar che corre bene ma è secondo. Al terzo finisce Eric di Girifalco.